Di nuovo assieme, ben ritrovati in diretta, approfondimento del nostro notiziario stasera dedicato alla Fiesta da Patria dal Friul, che si è celebrata sì il 3 aprile, ma stante anche gli appuntamenti elettorali, le vere manifestazioni si terranno questa domenica 16 aprile e ad ospitare come ogni anno a rotazione l'evento sarà la cittadina di Capriva del Friuli. Per parlarne in studio con noi stasera Geremia Gomboso, presidente dell'Istituto Ladin Furlan Precheco Placereani. Buonasera. Buonasera. E dunque, Capriva eredita il testimone da Vito D'Asio che ha ospitato l'evento lo scorso anno, una giornata densa di eventi. Beh, densa di eventi, anche se a dire la verità l'inizio è già venerdì che avremo un incontro con i ragazzi delle scuole, perché come istituto abbiamo creato un fumetto proprio sulla storia del 3 aprile, quindi lo daremo ai ragazzi delle scuole. Poi ci sarà nel sabato un convegno sul teatro Furlan e la domenica iniziamo alle 9:30 con l'alzabandiera del Friuli e con l'inno del Friuli e poi in corteo si raggiungerà la chiesa di Capriva. Poi dopo la messa c'è la cerimonia diciamo ufficiale, laica, detta nei termini corretti, e la novità è che quest'anno abbiamo fatto la bandiera del Friuli copiando esattamente quella che è sulle vesti del Beato Bertrando, quindi ricamata, non stampata. È un lavoro fatto da un esperto di fama europea e quindi quello è la parte, diciamo, storica. Il resto poi ci saranno gli interventi delle varie autorità, ma soprattutto quest'anno saremo insieme le tre minoranze del Friuli, cioè friulani, tedeschi e sloveni. Tra l'altro a proposito dell'inno stiamo vedendo anche le immagini del video che è stato realizzato per questo appuntamento con i giovani proprio orgogliosi di cantare il Friuli. E poi eseguito al piano, cioè la novità è questa, perché ogni anno abbiamo utilizzato una maniera diversa di presentare l'inno. Capriva del Friuli che rappresenta anche un po' l'area del Friuli orientale, esatto. In queste giornate ci sono state anche alcune polemiche rispetto alla definizione di Friuli storico, ma dobbiamo anche andare oltre ormai a questi stereotipi, perché l'importante poi è ribadire anche con tante iniziative l'importanza e l'orgoglio di appartenere a questa festa. Importante, insomma, perché dà un po' fastidio quando si parla di isontino pordenonese, cioè il Friuli è questo, il Friuli orientale, il Friuli occidentale, non si scappa, no? Questa è la realtà geografica, perché poi se dobbiamo fare polemica dovremmo decidere anche dove inizia la Venezia Giulia e dove finisce. Quindi mi fermo lì. Un evento, quello della Fiesta da Patria dal Friuli, promosso dal vostro istituto in collaborazione con l'Arlef, con altri enti e istituzioni che rappresentano appunto il Friuli e che porterà anche a altre iniziative per quanto vi riguarda. Insomma, siete impegnati tutto l'anno su più fronti. Sì, sono partite già le iniziative perché 40 o 50 comuni, adesso non vorrei sbagliarmi, hanno fatto iniziative proprio legate al 3 aprile, anche se il calendario è più allargato rispetto alla data precisa, anche perché le elezioni regionali hanno dovuto far cambiare certi programmi. La realtà è che da quando la Regione ha riconosciuto ufficialmente questa festa, l'Istituto Ladin Furlan si è affiancato, diciamo, all'Arlef e alla Regione come supporto, anche utilizzando la nostra esperienza, e il bello è questo, perché è diventato una festa che però, preciso, non è una sagra, perché quello che si ricorda il 3 aprile del 1077 per i friulani è un dato storico, la fondazione di uno Stato a tutti gli effetti, che solo a leggere la bolla ci si rende conto di che padrini aveva questo Stato patriarcale. È stato il primo Stato che ha avuto una Costituzione, abbiamo una bandiera fra le più vecchie del mondo, il primo Parlamento d'Europa, però nelle scuole questo non si dice e questo è il tasto che già da alcuni anni noi battiamo anche con la Regione, perché il nostro obiettivo è quello di avere una scuola regionale, ma staccato un attimo dai programmi ministeriali, perché altrimenti non serve. Cioè avere una scuola autonoma, definiamolo così, regionale, ma con i programmi dello Stato italiano, no. Questo l'ha ottenuto l'Alto Adige con tanta intelligenza, diciamo, e noi dovremmo imparare da questo, perché altrimenti non ricordiamo mai il nostro passato. Riteniamo di essere di serie B, non è vero, perché guardare dietro vuol dire guardare avanti, anche per sapere chi siamo. E l'importante è naturalmente proseguire su queste iniziative parallelamente anche con l'apertura mentale ai nostri giovani verso un'Europa dei popoli e delle lingue. Siamo stati sempre Europa, il Friuli. Infatti. Parliamo 4 lingue,
Chi meglio di noi? E il bello è che siamo sempre stati d'accordo fra di noi, non ci sono mai state interferenze. Dall'esterno sì, ci hanno provocato, ma questa è Europa, il Friuli è il primo pezzo d'Europa. Grazie a Geremia Gomboso, Grazie presidente dell'Istituto Ladin Furlan, e appuntamento dunque al 16 di aprile a Capriva. Grazie e alla prossima. Grazie a voi.